Da soli non si va più da nessuna parte. Occorrono sinergie tra le piccole e medie imprese per essere competitive. A Mogliano l'assemblea annuale dei soci di Confapi Treviso ha fatto il punto sul percorso già intrapreso in questa direzione, stilando poi la lista degli obiettivi per il 2024. È stato sicuramente un anno positivo di forti progettualità, ma abbiamo gettato le basi anche per ulteriori iniziative. Vedi i progetti con le ville e castelli di dimore storiche della provincia di Treviso, piuttosto che progetti di orientamento con gli istituti scolastici superiori ma anche inferiori. Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono delle priorità. Quanto alla produzione, incognite e criticità non mancano, dalla carenza di personale specializzato al difficile contesto dei mercati internazionali. Necessario proseguire sulla strada della messa in rete delle aziende, come è stato sottolineato nel corso della tavola rotonda moderata dal direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. In platea l'europarlamentare Rosanna Conte e l'assessore allo sviluppo economico di Treviso Rosanna Vettoretti. Stiamo cercando di spingere come Confapi perché crediamo molto, soprattutto in un momento particolarmente difficile come questo, il fatto che le aziende si mettono assieme, ci sia un confronto continuo sia con l'associazione ma anche e soprattutto tra di loro, perché ci sono delle argomentazioni che sono importanti in via trasversale, quindi che possono interessare tutti i vari gruppi merceologici. Occorre una pianificazione sul lungo periodo da affidare a dei professionisti di questo campo. La figura del manager di rete diventa fondamentale. È una figura professionalmente molto preparata, che ha una bella esperienza, ha un background ampio da un punto di vista di competenze, ma deve essere soprattutto bravo nelle relazioni, perché deve far colloquiare in modo virtuoso imprenditori, che non è sempre facile riuscire a farlo, e deve avere questa capacità di progettazione per indirizzare le attività nel modo migliore per raggiungere gli obiettivi che sono stati precedentemente condivisi.